autonomie forti, lo scatto in avanti della Premier Giorgia Meloni oggi nel corso della conferenza stampa di inizio anno, a pochi giorni dall'approdo in Parlamento del DDL Calderoli. Sono stata picchiata perché ho rifiutato di sposarmi, è il drammatico racconto di una 14enne dell'Alta Padovana di origine pakistana, visitata al pronto soccorso di Padova con il volto tumefatto. È tornato a colpire quello che è stato ribattezzato come il vendicatore degli autovelox, lo ha fatto ieri sera a Rosolina sulla Romea, 8º ride per lui. Individuato e denunciato grazie anche al video di un cittadino, il pirata della strada che ieri sera aveva travolto una coppia di anziani a Verona, è un 73enne marito e moglie in ospedale. Dopo i borseggiatori, Monica Poli e il gruppo dei cittadini non distratti lanciano la sfida agli scatolettisti di Venezia posizionati sui principali ponti della città. Domani al via in Veneto i saldi invernali che i negozianti avrebbero voluti posticipati. Ottimismo comunque nella categoria, si stima una spesa media di 300 euro a famiglia, un aumento degli acquisti del 7%. Decreto firmato da Mattarella, la città di Pederobba ha ottenuto la medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Grande Guerra. I sopravvissuti seppero reagire con dignità e coraggio ed affrontare la difficile opera di ricostruzione. Buonasera, bentrovate e bentrovati, edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Come avete sentito dai titoli in primo piano, la conferenza stampa di Giorgia Meloni. Credo a uno Stato forte con autonomie forti, ha detto, le parole inequivocabili della Premier oggi alla conferenza stampa di fine anno, a pochi giorni dall'approdo in Parlamento del DDL Calderoli. Credo che a uno Stato forte debbano corrispondere autonomie forti e il meccanismo si tiene così. Dopodiché non credo nelle sperequazioni, diciamo, tra nord e sud. L'autonomia non si applica nel senso che racconta qualcuno tolgo a una regione per dare a un'altra regione. L'autonomia stabilisce il principio che se tu gestisci bene le tue competenze e le tue risorse, lo Stato può valutare nel rapporto tra regione e Stato, quindi non nel rapporto tra una regione e un'altra, di darti altre competenze da gestire. Questo è il tema dell'autonomia. Era una delle risposte più attese, almeno in Veneto. Sull'autonomia la Premier utilizza parole nette, come a non voler lasciare troppo spazio né alle speculazioni né agli alleati leghisti. La riforma, assicura Meloni, si tiene con quella del premierato, non solo. Io penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno. Penso che possa essere un volano anche per il Mezzogiorno la responsabilizzazione della classe dirigente, perché poi guardi che non mi stupisce che i primi a schierarsi contro l'autonomia siano, diciamo, quelli che per esempio spendono peggio i fondi europei. Non mi stupisce, ma credo che un meccanismo di responsabilizzazione da nord a sud faccia semplicemente andare avanti e meglio quelli che sono più bravi. Da Palazzo Chigi a Palazzo Balbi è un attimo e Luca Zaia accoglie subito la palla al balzo. Mai la Premier si era espressa tanto esplicitamente e favorevolmente su questo tema, afferma Zaia, blindando di fatto le dichiarazioni della Presidente del Consiglio. Si è materializzato, dice ancora il governatore, un importante passo avanti, il miglior viatico per la discussione in Parlamento che inizierà a metà gennaio. Chiaro che anche sul terreno dell'autonomia si giocherà la partita in vista delle europee, non tanto perché Bruxelles c'entri qualcosa, quanto come primo vero banco di prova prima delle regionali 2025, con il segretario della Lega Alberto Stefani che sta lavorando a un emendamento per togliere di mezzo il vincolo del terzo mandato e quindi poter ricandidare Zaia. La Lega comunque merita il Veneto per storia e lavoro, ha ribadito Stefani al Gazzettino, chiudendo la porta di fatto a candidature di forzisti e meloniani. Sul terzo mandato la stessa Meloni in conferenza stampa ha detto che decideranno le Camere. Per il Partito Democratico Veneto però meglio guardare alla sostanza. C'è un aumento di pedaggi autostradali, di biglietti di treni, di aumenti che sono costretti a fare i comuni. E quindi io penso che la priorità debba essere affrontare il tema del costo della vita per i cittadini e devo dire non si sta facendo con efficacia e con serietà, e assieme a questo l'altro tema è quello della salute dei cittadini, e cioè di garantire una sanità pubblica in grado di dare risposte a tutti quelli che si devono curare. Picchiata perché ha rifiutato di sposarsi, il drammatico racconto di una 14enne dell'Alta Padovana.
Frequentava da qualche tempo un coetaneo connazionale, la 14enne di origine pakistana, picchiata a sangue dal padre che l'aveva minacciata di farla tornare in patria dove era già promessa sposa. La vicenda è venuta alla luce in un comune dell'Alta Padovana nel pomeriggio di ieri, quando la 14enne, con il volto coperto di sangue, è scappata dalla furia del genitore, trovando rifugio in un esercizio pubblico. Sono stata picchiata da mio padre perché rifiutavo di sposarmi. Questo ha raccontato la ragazza ai presenti, che hanno chiamato il 118 e i carabinieri. La ragazza è attualmente ricoverata al pronto soccorso dell'ospedale di Padova, seguita dall'unità antimolestie. Del fatto si stanno occupando i carabinieri, che hanno sentito il genitore, che avrebbe negato e fornito una versione diversa rispetto a quella della figlia. Sta seguendo l'evolversi della vicenda anche il sindaco del comune della Cintura Urbana, dove la giovanissima vive, che è pronto a fornire qualsiasi supporto necessario. Ci spostiamo a Rovigo perché è tornato a colpire quello che è stato ribattezzato il vendicatore degli autovelox. Lo ha fatto ieri sera a Rosolina. È stato tranciato da un flessibile, sicuramente elettrico, ieri sera intorno alle 21:14, l'ora esatta perché poi si vede sulle telecamere di videosorveglianza proprio il momento del crollo e poi il blackout. Tra l'altro un orario che la Roma era molto trafficata. Che si tratti di un solo individuo o di una banda non è ancora chiaro. Di certo Fleximan, così è stato ribattezzato, è tornato a colpire e non si è fatto tanti problemi visti il luogo e ora, stavolta sulla Romea in direzione sud a Rosolina. L'occhio elettronico è stato ritrovato a terra di prima mattina a bordo strada al di là del guardrail, con il palo arancione tagliato alla base, una mossa netta, fulminea come le altre dell'arresto. Per quello che sui social appare spesso come un vendicatore, si tratta dell'8ª volta in meno di un anno sulle strade del Polesine e nei mesi delle grandi polemiche sollevate dall'autovelox di Cadoneghe, anche se questa è un'altra storia. L'ultimo duplice colpo la notte di Natale a Taglio di Po e a Corbola. Stavolta però un aiuto potrebbe arrivare dal sistema della videosorveglianza, tutto in mano ai carabinieri supportati dalla polizia locale. Per il sindaco di Rosolina c'è poco da sorridere. Quell'autovelox insiste su una strada alla Romea, spesso teatro di tragedie provocate proprio dall'alta velocità. Mi sento di difenderlo, ecco, la funzione di questo autovelox è una funzione non di far cassetto, ma proprio di prevenzione per quanto riguarda la percorrenza, insomma, del tratto stradale. È un reato, e tra l'altro un reato che poi va a colpire le tasche dei cittadini, perché adesso anche il ripristino stesso ha dei costi e di conseguenza alla fine non è che una volta battuto lasceremo il pilone a terra, in tempi tecnici verrà ripristinato, magari con degli accorgimenti antisabotaggio. È stato individuato grazie ad un video che un cittadino ha fornito alla polizia locale il pirata della strada che ieri aveva travolto marito e moglie di 74 e 76 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali a Verona. Il responsabile è un 73enne che subito dopo era fuggito con la sua vettura. Fortunatamente marito e moglie non sono in pericolo di vita. All'automobilista denunciato dai vigili è stata ritirata la patente. Montecco Maggiore, ora probabile malore alla guida, muore una donna di 94 anni finita con l'auto contro una ringhiera. È stato forse un malore che ha fatto perdere il controllo dell'auto alla donna alla guida dell'utilitaria, auto che è finita contro la ringhiera di un'abitazione e ha divelto alcuni contatori del gas. Deceduta l'anziana conducente di 94 anni. Tutto è successo intorno a mezzogiorno in via Montegrappa a Montecchio Maggiore. I vigili del fuoco arrivati da Arzignano hanno estratto la donna dall'auto e tamponato la perdita di gas metano. L'anziana è stata presa in cura e rianimata dal personale sanitario del SUEM. Purtroppo, nonostante i soccorsi, il medico ha dovuto dichiararne la morte. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro per ricostruirne la dinamica e sono iniziate le operazioni dei tecnici della rete del gas per la riparazione delle tubature con l'assistenza dei vigili del fuoco. È fissata per domani mattina a partire dalle 8 l'autopsia sul corpo del bimbo Mattia Coada di 8 anni per individuare le cause del suo decesso. Il pubblico ministero Daniela Moroni, su richiesta di tutte le parti, ha disposto che vengano acquisiti agli atti dell'inchiesta aperta per la morte di Mattia Coada, il bambino di 8 anni deceduto giovedì della scorsa settimana all'ospedale civile di Venezia dei Santi Giovanni e Paolo,
anche le registrazioni di tutte le telefonate tra gli operatori del 118. In particolare si vuole capire come mai, nonostante un primo aggravamento del piccolo paziente sarebbe stato segnalato già poco dopo mezzogiorno con la conseguente richiesta di intervento dell'elicottero, questo non sia mai arrivato. Per oltre 4 ore si sarebbero susseguite le segnalazioni fino a quando verso le 16 il quadro clinico ha iniziato a precipitare. È questa una delle novità più salienti uscite dall'udienza che questa mattina ha visto come previsto il giuramento per il conferimento dell'incarico di esecuzione dell'autopsia che verrà effettuata da parte della dottoressa Alessia Viero, autopsia che inizierà domani mattina già dalle 8 all'ospedale Arangelo di Mestre, prima con un attacco, poi intorno alle 9 con il prelievo degli organi per gli esami istologici. Già nel pomeriggio di domani o al più tardi nella giornata di lunedì, la salma del piccolo dovrebbe essere poi liberata per permettere ai familiari di organizzare i funerali che dovrebbero essere celebrati la prossima settimana al Lido, con la partecipazione di tutta la comunità moldava e cristiana ortodossa di Venezia e Mestre. Il consulente del pubblico ministero medico legale ha chiesto 90 giorni per depositare i risultati dell'autopsia. Nell'inchiesta per la morte di Mattia Coada, avviata dopo un esposto in procura da parte dei genitori, risultano per il momento indagati 3 medici dell'ULSS 3 Serenissima, 1 del pronto soccorso dell'ospedale civile di Venezia e 2 in servizio nel reparto di pediatria dello stesso ospedale lagunare. Nell'udienza tutte le parti hanno nominato i propri consulenti. I genitori di Mattia sono assistiti dagli avvocati Andrea Franco e Renato Arberini, mentre i medici dagli avvocati Claudia Barattin del Foro di Padova e dall'avvocato Sarti di Mestre. Sono in corso a Padova le indagini dopo che un 51enne si è lanciato da una finestra del reparto di neurochirurgia dell'ospedale della città. Era stato immediatamente soccorso dai sanitari del 118 l'uomo che ieri sera si è lanciato da una finestra del primo piano dell'ospedale di Padova dal reparto di neurochirurgia. 51 anni, italiano, l'uomo era arrivato da poco, ricoverato dopo un accesso al pronto soccorso. Vigile e cosciente, il 51enne è stato portato nell'area rossa di emergenza sanitaria, dove circa un'ora dopo il suo arrivo è morto. Sul fatto sta indagando la polizia, che ha inviato una relazione alla procura. Si esclude qualsiasi intervento di terzi nell'accaduto, potrebbe trattarsi di un gesto volontario. Rimaniamo a Padova, dove è lutto nel mondo del giornalismo. All'età di 51 anni si è spento Andrea Moretto, caporedattore del TG Padova di Telenuovo. Moretto, giornalista molto conosciuto e apprezzato, corrispondente da Padova per la Gazzetta dello Sport, si è spento a Lecce, dove era stato ricoverato per un problema cardiaco nel giorno di Santo Stefano. Andrea era una persona eccezionale, capace di starci accanto tanto nei momenti di impegno lavorativo quanto nelle vicissitudini personali e familiari. Questo il ricordo dei colleghi di Telenuovo. Andrea Moretto lascia la moglie Stefania e il figlio Dario, a cui tutti noi di Media Nord-Est ci stringiamo con grande affetto. E cambiamo argomento e ci spostiamo a Venezia, dove i borseggiatori sono diminuiti dell'80%, lo dice Monica Poli, nota per il suo attenzione pickpocket. Nel frattempo ha iniziato a contrastare anche il fenomeno degli scatolettisti. Attenzione pickpocket! Da attenzione pickpocket a e se gioco io, dai, andiamo dai. Monica Poli, famosa per la sua lotta insieme al gruppo dei cittadini non distratti contro i borseggiatori a Venezia, ha intrapreso una nuova battaglia, quella contro gli scatolettisti, posizionati sui principali ponti della città. Ormai mi chiamano anche loro pickpocket, mi riconoscono, si alzano e vanno via. Ecco, l'ho già fatto 2 volte, continuerò a farlo, perché purtroppo per loro, anche se le forze dell'ordine, perché vengono fermati, perché abbiamo anche letto sui giornali, c'è solo una multa per violazione del suolo pubblico e il sequestro magari della pallina o dei soldi, però per affrontare questa tematica sinceramente ci vuole poco. I ponti sono 4 dove loro vanno. È l'esasperazione che ha portato Monica a lottare contro il degrado a Venezia e i truffatori se ne guardano bene dal contrastarla. Lo faccio perché amo la mia città e amo i turisti, perché logicamente bisogna tutelare i turisti, bisogna tutelare i cittadini e quindi è una cosa che ci viene dal cuore, ecco.
così come la lotta ai borseggiatori, che ha dato ottimi risultati. Abbiamo visto, grazie all'ex prefetto di Bari, alla task force che c'è stata da parte dei carabinieri e delle forze dell'ordine, una diminuzione dell'80%. C'è sempre qualcuno che arriva. Logicamente noi diciamo massima attenzione soprattutto anche negli autobus, però continuiamo a monitorare. Ieri ad esempio ce n'erano 2 arrivati in stazione, subito fermate, portate via dalla Polfer, che ringraziamo, e diciamo che una stazione credo che sia una delle stazioni più pulite tra virgolette delle città d'Italia, si può stare tranquilli. Quanto alla rovescia partito, da domani iniziano anche a Padova i saldi di fine stagione. Beh, le previsioni sono per forza ottime, diciamo, perché abbiamo avuto un inverno che è partito a fine novembre, quindi i magazzini sono pieni, i negozi sono belli assortiti e quindi abbiamo un po' un ottimismo corretto. Quanto alla rovescia per i saldi che partiranno in Veneto, come in tutto il resto d'Italia, fatta eccezione la Valle d'Aosta, domani ottimisti commercianti che prevedono un aumento degli incassi del 7% rispetto al 2023. Abbiamo calcolato un po' di più della media nazionale, quindi a Padova e in provincia e nel Veneto 145 euro pro capite di spesa sui saldi, quindi è un dato che dà un più 7% rispetto al 2023 saldi e quindi ottimo. Per i saldi ogni famiglia padovana, 260.000 quelle interessate, spenderà circa 310 euro, un affare l'acquisto in sconto, ma occhio alle regole. Sul cartellino dovevano esserci 3 componenti, che è il prezzo di cartellino d'origine, la percentuale di sconto e il prezzo di realizzo, quindi il prezzo finale. Poi il problema dei cambi, che è sempre questo, ma si può cambiare o non si può cambiare? Allora, il cambio è autorizzato, nel senso la legge del consumo parla chiaro e dice che il cambio viene autorizzato se il capo è difettoso. Il cambio taglia o il cambio merce è solo una cortesia del commerciante, che poi ormai è bypassato perché tutti i commercianti cambiano la merce, però da normativa codice del consumo il cambio sarebbe ammesso esclusivamente per la merce difettosa. Una data che i commercianti vorrebbero posticipare, questa dell'avvio dei saldi. Noi siamo stati la regione come Veneto perché è una normativa regionale che è stata una delle pochissime regioni in cui ha chiesto il posticipo e l'assessore Marcato l'avrebbe anche consentito. Il problema è che il resto delle regioni puntava per il 5, quindi non ci siamo allineati per avere una data unica nazionale. Ormai le stagioni sono spostate, quindi era giusto anche spostare la data dei saldi e chiamarli ancora saldi di fine stagione perché è finito di stagione, ma ultimamente li chiamiamo saldi di inizio stagione perché il freddo sta arrivando in questi giorni. E dopo 2 anni di pandemia e 1 di polveri sottili che hanno determinato la sospensione forzata, domani sera sarebbero dovuti tornare un po' in tutto il Veneto e nella Marca i tradizionali panevin della Befana, condizionale d'obbligo considerato che per il pomeriggio di domani è prevista un'intensificazione delle piogge. Su tutte le nostre zone per domani pomeriggio già inizieranno le precipitazioni, inizialmente è abbastanza deboli, poi si diffonderanno e ci interesseranno invece in modo continuo, diffuso, forte nella giornata, tutta la giornata di sabato e in parte di domenica. Pioverà dunque sui panevin, che in molti casi dovevano tornare dopo 3 anni di sospensioni. 2 per il Covid e nel 2023 per i proibitivi livelli di inquinamento dell'aria. E invece la pioggia in diversi casi li cancellerà per il 4º anno, mentre per molti altri l'accensione è già stata rifissata per sabato 13. È il caso dei falò tra il Piave e il Livenza, con Fontanelle che rinuncia alla cerimonia del braciere e accenderà solo il panevin di Soler. Cerimonia che invece si terrà nel quartiere del Piave. È confermato domani sera a Farra di Soligo la benedizione del fuoco con la partenza dei tedofori alle ore 18 indicativamente, che poi andranno ad accendere tutti i panevin del quartiere del Piave e della Vallata organizzati dalle Proloco alle ore 20. Sarà poi a discrezione di ogni Proloco l'accensione o meno in base al maltempo. Chi invece è granitico nella decisione di accendere è Arcade, con il sindaco Domenico Presti che alle 21, con qualunque tempo, darà fuoco alla catasta più grande della Marca e forse del Veneto, mentre quella più d'altura del Trevigiano, ovvero ad Asolo, l'accensione è già stata spostata per domenica sera. Incertezza è la situazione prevalente nel resto dei panevin di Marca, con Treviso e i suoi 10 falò tutti a rischio accensione, ma anche burocrazia.
Ogni volta che dovete fare il panevin sono carte ovunque. Sì, rifare un po' tutto, credetemi, è un'impresa difficile. Poi c'è chi non lo farà a prescindere, come la parrocchia di San Lazzaro che punta tutto sulla Befana e i vin brûlés, ma al coperto. Del resto, già da domani arriverà davvero tanta acqua. Si prevede appunto tra venerdì, sabato e domenica una quantità di pioggia che normalmente cade in tutto il mese di gennaio, che non è un mese piovoso. Naturalmente questo in pianura, sui rilievi oltre i 1000 metri ci saranno delle nevicate abbondantissime. Il Comune di Pederoba ha ottenuto con decreto sottoscritto dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la medaglia d'oro al valor civile per gli eventi della Prima Guerra Mondiale. Durante il primo conflitto mondiale, recita la motivazione dell'onorificenza, Pederoba fu teatro di violenti scontri che causarono la morte di numerosi cittadini e la distruzione dell'abitato. La popolazione costretta allo sfollamento e all'evacuazione nonché all'abbandono di tutti i beni personali dovette trovare rifugio in zone più sicure, tra stenti e dure sofferenze. I sopravvissuti seppero reagire con dignità e coraggio agli orrori della guerra ed affrontare con il ritorno alla pace la difficile opera di ricostruzione. La città a settembre aveva già ricevuto la medaglia d'argento quale riconoscimento per gli atti di coraggio e virtù civica vissuti durante la Seconda Guerra Mondiale. E con questo è tutto, io vi lascio al meteo, vi auguro una buona serata, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago. Bentrovati al meteo. L'arrivo di una perturbazione determinerà un peggioramento del tempo sul nostro territorio per tutto il weekend dell'Epifania e anche oltre. Vediamo insieme il dettaglio di venerdì 5 gennaio. Sul Veneto al mattino avremo molte nubi, ma sarà in prevalenza asciutto. Dal pomeriggio precipitazioni via via più diffuse e anche intense, con quota neve attorno a 1200-1500 metri sulle Prealpi, 900-1200 metri sulle Dolomiti. Le temperature avranno un andamento piuttosto irregolare, minime tra 2 e 5 gradi, massime tra 7 e 10 gradi all'incirca. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui avremo le prime piogge nelle ore pomeridiane, la sera più diffuse, con deboli nevicate in montagna oltre i 1000-1300 metri. Nella notte precipitazioni ancora più abbondanti. Temperature minime tra 4 e 8 gradi, massime sui 9-14 all'incirca. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove dal pomeriggio non mancheranno precipitazioni via via più moderate in serata e nevose per lo più oltre i 1000 metri. Temperature minime intorno a 0-3 gradi, massime sugli 8 gradi all'incirca. Dal meteo è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento. Cooperativa Agricola Volpago offre carne fresca di prima qualità. Ci trovi a Volpago del Montello, Pieve del Grappa, Tre Baseleghe e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.